presbiteri, diavoli, consacrati, seminaristi, Gesù di autorità, civili e militari, popolo santo di Dio. Oggi, 24esima domenica del tempo ordinario, siamo venuti in preghiera nella nostra magnifica cattedrale, Chiesa Madre di Diocesi, per iniziare solennemente la visita pastorale terminata il 3 giugno scorso della solennità della Madonna della Lettera nostra Patrona. In questo giorno in particolare la comunità ecclesiale, vescovi, ministri e fedeli, come in una rinnovata giornata, implora il dono dello Spirito Santo per essere accompagnati in un cammino autentico di conversione e di rinascita, nello zelo dell'annuncio e nella testimonianza di fede, nel tempo e nei luoghi ove la fecondità della vita si esprime. La visita pastorale, in perfetta sintonia e naturale continuità con l'attuale secolo, ci trova già compagni in chiave attraverso l'ascolto, la condivisione e la comunione fraterna. Desidero rivolgermi a voi con le parole che l'Apostolo Paolo ci ha insegnato nella seconda lettera ai cristiani di Corinto, che ho anche indicato come filo conduttore il titolo della visita pastorale. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore, quando a noi siamo posti servitori a causa di Gesù. Quindi io vi disse, diffuga la luce da tenere, diffuse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Noi però abbiamo questo tesoro in base di fede, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Il testo poi, con determinazione e forza, proclama la tendenza e la virtuosità dell'umiltà, indicando contestualmente i parametri di ogni relazione con i fratelli e con il creato, tanto all'interno del mondo ecclesiale, vescovi, presbiteri e fedeli, quanto al di fuori di esso, cioè con tutti coloro di ogni razza, religione e condizione socioculturale che si rendono artefici della storia contemporanea. Un tesoro in base alla fede, perciò è il tema dominante che ci accompagnerà nei contenuti e nelle modalità della visita pastorale. Colto nel suo più ampio contesto, ispirato in parola dell'Apostolo, ti chiama a percorsi di fedeltà al Signore, a prevalere, è l'amore di Dio che con la sua grazia viene e sostiene il nostro agire. È Lui il Signore della storia. E la storia di Dio, incontrando la nostra, diventa storia di salvezza. Noi invece, frati di casa concreta, nelle sue mani esperte di umanità, diventiamo fuori e con testimonianza concreta possiamo e sappiamo esprimerci con audacia. Anche la liturgia del Nome di questi giorni è segnatamente il testo di San Crisostolo dedicato scorso mercoledì nella memoria liturgica del grande arcivescovo di Costantinopoli, ci incoraggia in tal senso. Così leggiamo, molto numerosa e minacciosa tempesta ci sovrasta, ma non abbiamo paura di essere sottomessi, perché siamo fondati sulla roccia. Il fuori pure il mare non potrà sollevare la roccia. Si innalzano pure le onde,
non potranno affrontare la ricerca di Gesù. Cosa dovrebbe avere? La morte per me è Cristo e il morire un buon anno. Desidio, la confessione dei beni, disprezzo delle potenze di questo mondo. Non temo la libertà, non danno ricchezze, non temo la morte, né desidero se non per il vostro bene. Mi appoggio forza sulle mie forze? No. Ho con me la sua parola, questo è il mio pastore, la mia sicurezza, il mio modo tranquillo. Noi siamo un solo corpo e non si separa il capo del corpo del corpo del capo. Anche se siamo distanti, siamo uniti dalla carità. La visita pastorale, carissimi, è sostanzialmente un evento ecclesiale, come tale richiama la nostra identità di Cristo. Ci ricorda che Gesù è il Tempio, il capo, e noi siamo membri del suo corpo, chiamati a diventare sempre più nella fedeltà alla nostra vocazione, Tempio e dimora di Dio per gli uomini. Il Vangelo di Giovanni, nel racconto di Gesù che scaccia il Tempio dei canti e campioni, sottolinea l'utilizzo di Gesù per la casa del Padre suo. Allora fece una frusta di forbice e scacciò fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro e i campioni e ne riuscì i banchi e vendicò il colore di sé. Portare via qui queste cose e occupava la casa del padre amico di mercato. I suoi discepoli si ricordarono questa sera, lo zelo della casa mi diventerà. Nella propria antica narrazione del Vangelo di Marco, invece, viene presentato l'insegnamento di Gesù sulla funzione del Tempio come casa di Dio. Insegnava come dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le visioni? Voi invece ne avete fatto un proprietario. Vi esorto, pertanto, a riscoprire la bellezza del nostro essere Tempio di Dio e casa di Dio. Dall'Evangelo con il quale ogni giorno ci presentiamo al cospetto di Dio, entriamo nella sua casa, nella sua dimora, per essere liberati da ogni morboso interesse, per rimanere alla sua presenza, per essere riempiti di gioia. Durante la visita pastorale siamo chiamati a crescere la capacità di vedere con il cuore, di condividere, di dialogare, di supportarci, di umiliare, di camminare insieme. Tutte le cose impossibili e irrealizzabili se storpiate da false identità. L'ascolto fratello non persegue finalità di dare sacerdote, estremisti, libertari, orientati alla realizzazione del tuo scientifico o a un'istituzione di tuo stesso, è piuttosto l'esperienza di una feconda condivisione di risorse che si accoglie in ognuno la bellezza dei propri discepoli. L'ascolto e la condivisione del supporto di coloro che timidamente vogliono fare l'esperienza, un supplemento di verità e di autenticità, di fede e di senso evangelico ed ecclesiale. Ritengo perciò che la visita pastorale debba essere per la nostra amata Chiesa di Messina Inter Santa Lucia del Brera un momento di grazia per valorizzare ciò che in forza del battesimo già siamo: Chiesa, Tempio, dimora della presenza di Dio, comunità orante. Quali tratti di una comunità orante? Una comunità che prega, sa per fine,
chiedere, adorare, lodare, ringraziare. Servire del perdono usare misericordia, usare conciliare e intercedere. Una comunità che prega non giudica, ma si raccoglie e delle fragilità del prossimo, guardando e imitando il suo divino modello, Gesù Cristo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto del mondo. Vi chiedo, pertanto, di aiutare a vivere questo tempo come una opportunità di penitenza e di conversione, un pellegrinaggio verso il Tempio santuario di Dio che siete voi, pietre vive, edificate sulla pietra scartata dai costruttori che è diventata questa parola, Cristo Gesù, il risorto. Vi chiedo ancora, vi chiedo ancora di accompagnare la preghiera per essere sostenuti nelle fragilità e nelle fatiche del cammino, per poter essere insieme a voi testimone delle grida di speranza. E quello che il Santo Papa Francesco ci ha illuminato per la celebrazione dell'anno giubilare del 2025. Insieme alle riflessioni che hanno offerta, che mi auguro abbiano riscaldato il nostro cuore, vedo ed è anche utile ricordare quale magistero della Chiesa propone per vivere con fedeltà la visita pastorale. Nel direttorio per il Ministero Pastorale del Vescovo, nel nome del 120, così leggiamo. La visita pastorale è una delle forme collaudate dell'esperienza dei secoli, con cui il Vescovo mantiene i contatti personali con il prete e con gli altri membri del popolo di Dio. È occasione per arrivare alle energie degli operai evangelici, lodare, incoraggiare e consolare. È anche l'occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un'azione apostolica più intensa. La visita consente al Vescovo di valutare l'efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione per poter determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica. La visita pastorale è pertanto un'azione apostolica che il Vescovo deve compiere animato da carità pastorale che lo manifesta concretamente quale principio e fondamento visibile del reclamo della Chiesa particolare. Per le comunità e le istituzioni che la ricevono, la visita è un evento di grazia che riflette in qualche misura quella specialissima visita con la quale sul tema pastore quotidiano dei nostri animi Gesù Cristo ha visitato e redento il suo popolo. La visita pastorale che oggi inauguriamo sta vissuta tenendo conto di due importanti profili che pure delineano le modalità della conclusione della visita stessa. Vi sarà innanzitutto una fondamentale preoccupazione spirituale e pastorale per confermare, se dovesse occorrere per rivedere, la bontà e l'incisività delle nostre azioni di culto, di carità e di evangelizzazione. Sarà cambiato, come chiesto dalla stessa visita, la verifica canonica delle nostre strutture e del ricco patrimonio artistico-culturale per valutare se la gestione delle risorse si mantiene conforme alle leggi della Chiesa e dello Stato italiano. Ai presbiteri e ai diavoli conservati e a tutti gli operatori pastorali chiedo di
come un lungo periodo di chiese in missione, come una vera missione diocesana che si propone di alimentare nelle nostre comunità di fede la gioia di annunciare il Vangelo e di testimoniarlo nella storia. Una particolare attenzione la riporta in questo periodo alla valorizzazione degli organismi di partecipazione alla vita parrocchiale, il Consiglio pastorale e il Consiglio degli affari economici. Raccomando ancora la tempestività e la regolarità di tutti gli adempimenti di legge canonica e civile, avendo cura di consentire la tracciabilità dell'operato, consapevoli che agire nella legalità è già buona testimonianza di vita cristiana. Gli organismi di consultazione parrocchiale su questo aspetto costituiscono sicuramente un ottimo supporto carismatico e professionale. Sento anche bisogno di chiedere di avere tutto il tempo della vita pastorale uno sguardo particolarmente attento alla vocazione, alla pastorale vocazionale, fondata non sull'autoservitismo, ma sulla sincera convinzione che solo modelli di santa vita sacerdotale e comunità oranti favoriranno l'ascolto della chiamata del Signore e tanti giovani della loro generosità troveranno l'audacia di una risposta. Dal profondo del cuore e con sincera gratitudine desidero ringraziare quanti già da tempo si stanno adoperando per l'organizzazione della visita pastorale, il vescovo ausiliare e tutti i visitatori, la commissione appositamente costituita, uffici di segreteria, che spesso per nascondimento lavorate quotidianamente nelle vostre variegate e sempre belle comunità parrocchiali. Grazie a voi consacrati diaconi e ministri istitutivi, ministranti, operatori pastorali che per tutti di ogni pietà e condizione presenti e lontani. Grazie soprattutto ai tanti sofferenti, anziani, ammalati, carcerati e a coloro che sinceramente desiderano incontrare Gesù per essere consolati e guariti. A loro dico perdonateci, a loro dico coinvolgeteci, a loro dico coraggio, Gesù è vivo, venite e vedete. La Vergine Maria, nostra Madre e Regina, ci assista, ci sorregga e interceda presso il suo Figlio, perché possiamo annunciarlo con gioia, servirlo con dedizione e amarlo nei nostri fratelli. Amen.